Io ho sentito gli imprenditori e sono davvero molto sono arrabbiati e anche in qualche modo delusi, perché non si aspettavano da questo governo un balzello come questo, che per alcune imprese è anche sopportabile, ma nella maggior parte delle imprese va a tagliare quelli che sono già gli scarsi utili che le imprese a fine anno riescono a mettere da parte. Una vera e propria mazzata, altro che un piccolo costo aggiuntivo. Sulla polizza assicurativa obbligatoria contro le calamità naturali, gli artigiani della Marca vanno all'attacco e poco importa se allo studio vi sia una proroga dal 31 marzo al 30 giugno, è proprio il principio che non va giù in un momento già segnato dall'incubo dazi e dall'ennesima fiammata dei prezzi dell'energia. Nonostante tutti gli sforzi nostri e anche di qualche altro, non si è riusciti almeno di dire spostiamoli fino a fine anno. Ma ripeto, questo è un gruzzolo che è già stato allocato da qualche parte per tentare di mettere a posto il bilancio e quindi non possono più tornare indietro. E questo ci fa davvero arrabbiare. Toni più pacati ma concetto analogo per gli industriali. Gli effetti del clima non possono ricadere sul mondo dell'impresa che già tiene in piedi il sistema paese, il senso del ragionamento che tira in ballo anche le mancate scelte della politica sulla gestione dei territori, difesa idrogeologica compresa. Questo è l'ennesimo costo che viene spostato a capo delle imprese, che su questo si aspettano invece che ci sia un'azione di prevenzione su queste cose. In questo Paese parlare di manutenzione non ci sia la giusta attenzione, è un tema fondamentale e bisogna tenerlo a mente, ma deve essere una cosa che non può essere delegata ad altri.